Buongiorno a tutti. Buongiorno. Speriamo. Stamattina ci siamo risvegliati nell'hotel di Monaco. È un pochino diverso, francamente, da quello che ci aspettavamo. Non abbiamo il bagno privato in camera, però c'è sul pianerottolo un bagno comune a 15 stanze. Ci sono le nostre motociclette che ci aspettano. Oggi c'è il sole e non è prevista acqua, finalmente. È previsto un viaggio verso il campo di concentramento di Dachau. Se ci rimane del tempo, c'è il museo della BMW e forse anche nella parte centrale di Monaco per comprare qualche souvenir. E io vago! Tranquillo, siamo finalmente giunti al campo di concentramento di Dachau e siamo già al secondo punto di passaggio. Stiamo facendo il percorso guidato, è pieno di questi cartelli. Questo mi sa che era il quartier generale delle SS. Tra poco entreremo nella parte principale. Stiamo entrando. Credo proprio che in questa scritta ci sia scritto il lavoro rende liberi. Sembrerebbe che questo campo di concentramento sia stato ideato da Heinrich Himmler, il braccio destro di Hitler, ed è stato scuola per Auschwitz. Siamo usciti dal museo, adesso andiamo a vedere dove dormivano i prigionieri. Una di quelle ferrette d'avvistamento. Noi siamo entrati lateralmente, ma doveva essere quello l'ingresso, e questa è la parte frontale del campo di concentramento. In questo piazzale venivano fatte le adunate di mattina e sera. Erano i letti dove dormivano. E adesso siamo al museo della BMW. Abbiamo fatto soltanto pochi chilometri dal campo di concentramento